Fondata nel 42 a.C., è una città dove ogni pietra racconta storie di antiche tradizioni commerciali che hanno attraversato i secoli, dalla prosperità romana alla resilienza dopo le invasioni Hun. Un luogo dove il commercio ha sempre avuto un ruolo centrale, riflettendo l'orgoglio di una comunità che ha saputo mantenere vive le sue radici storiche, come testimoniano i monumenti del III secolo e il campanile del 1150. Benvenuti a Concordia Sagittaria. Questa attività nasce nel 1962 dai miei genitori che hanno iniziato con piccoli elettrodomestici, casalinghi e lampadari. Nell'evoluzione del tempo e noi figli l'abbiamo cambiata scegliendo oggettistica, arredamento, biancheria per la casa e abbiamo scelto di scegliere prodotti di qualità superiore per distinguerci dalla concorrenza della grande distribuzione. La nostra specialità nel nostro negozio è che facciamo consulenza a casa, personalizziamo sia con l'arredamento su misura, con mobili che progettiamo, che decoriamo e perciò diamo anche al cliente prodotti esclusivi e di qualità. Un aneddoto particolare è questo cambiamento che dal negozio così di campagna, per dire, perché quando hanno iniziato i miei genitori tenevano appunto del casalingo, dalla plastica, tutte cose abbastanza comuni, noi ci siamo distinti con prodotti di un certo livello e di qualità. Il commercio è cambiato notevolmente con questi acquisti online, però devo dire che qua nel nostro negozio entrano clienti che hanno voglia di confrontarsi, di toccare, di essere seguiti e consigliati da noi. Tra 50 anni io spero che esista ancora, che ci sia qualcuno, qualche giovane che la voglia reinterpretare e continuare a vendere prodotti di qualità come abbiamo scelto noi. L'attività di fioreria nasce nel 1976 all'opera di mia zia Marsiglia, di cui porta il nome. Io lavoro qui dal 1986 e sono subentrato alla zia nel 2008. Il commercio per me non è cambiato, è sempre uguale. Dipende sempre dal cliente che ti trovi davanti, anche se io sono strano e con il cliente spesso ho un atteggiamento strano, che può piacere o no. Un aneddoto particolare che la zia raccontava sempre con piacere: il primo allestimento floreale per un matrimonio commissionato a Pordenone, per il quale si è fatto prestare un furgoncino da un amico idraulico per il trasporto dei fiori, ma in autostrada è rimasto senza nafta. In attesa del rifornimento ha visto passare gli sposi felici. Arrivata in chiesa, matrimonio iniziato, ha allestito la chiesa e la sposa è stata comunque felice e contenta, tanto che a distanza di anni io ho fatto anche l'allestimento floreale per il matrimonio della figlia. Tra 50 anni penso che nessuno mi sostituirà, garantito. L'attività di osteria da Fagno ha origini lontane e risale a più di 50 anni fa. È stata fondata dal signor Epifanio, che lo costruì e gli diede il suo nome, nato il giorno dell'Epifania. L'attività si occupa di un ristorante e un albergo situati in centro storico a Concordia Sagittaria, vicino a Portogruaro Venezia. Offrono specialità di pesce e carne e sono un punto di incontro per matrimoni, cresime, battesimi, pranzi e cene aziendali.
ristorante è stato completamente ricostruito e ristrutturato, mantenendo l'atmosfera familiare e la buona cucina che lo ha reso rinomato. È stato arredato con le più moderne attrezzature e offre ai propri ospiti la possibilità di godere di piacevoli soggiorni, sia per turismo sia per motivi di lavoro. Una volta il commercio era più tradizionale, basato su relazioni personali e locali. Oggi il commercio è più moderno e tecnologico, con un focus maggiore sulla globalizzazione e sulla connettività. Osteria da Fagno ha adattato le sue pratiche per rimanere competitiva, mantenendo comunque un tocco di tradizione. Considerando il loro impegno per la qualità e l'adattamento alle nuove tendenze, è probabile che tra 50 anni Osteria da Fagno continuerà a crescere e adattarsi alle esigenze dei loro ospiti. Molen Sas è un'attività nata nel 1959. Prima c'era mio papà che l'ha messa su, poi siamo arrivati noi, siamo tre, io e 2 sorelle. È un'attività nata come ferramenta, casalinghi, articoli da regalo, colori, invece poi dal 1990 si è specializzata in articoli da regalo, casalinghi, bomboniere e liste nozze. Soprattutto oggi bisogna proprio inventarsi qualcosa di nuovo tutti i giorni. I clienti abitudinali che ti danno tanta soddisfazione e sono sempre pronti anche a fare la battuta di spirito. È cambiato tantissimo. Oggi fare commercio vuol dire essere attivi nei social, vuol dire essere molto intraprendenti e capire anche il momento dove andare a creare situazioni diverse, quindi emozionare la gente e soprattutto trovare articoli che in quel momento la gente vuole. Sinceramente può succedere di tutto, nel senso che già oggi fare previsioni a 2-3 anni è difficile, perché la vendita online, perché questi gruppi grossi fanno paura. Quindi penso che fra 50 anni non saprei dare una risposta. Non saprei dare una risposta neanche fra 10 anni. Io penso che il commercio andrà avanti, anche se con 1000 difficoltà, però può darsi anche che ci sia un ritorno al negozio tradizionale, è quello che io mi auspico, tra l'altro. Concordia Sagittaria ci insegna che il successo del commercio è dato anche dalla capacità, generazione dopo generazione, di alzare l'asticella, che può piacere o meno quello che siamo, ma rimane un punto di forza che ci caratterizza e rende speciali e indimenticabili agli occhi dei nostri clienti. Che ospitalità, convivialità e buon cibo sono la ricetta ideale per un'attività solida e duratura. Che non basta essere ottimi commercianti, bisogna anticipare i bisogni dei clienti, emozionare la gente ed essere sempre pronti a reinventarsi, continuamente.